di fronte agli aspetti modernissimi, conserva nell'interno tradizioni secolari. Nel cosiddetto Capo di Sassari, stesa su colli bassi in vista del mare, circondata di orti, vigne e uliveti, essa ha 1000 anni di vita civile, ma dei suoi costumi antichi ben poco è rimasto: lo spirito, il dialetto e le tradizioni religiose. Fra queste il suo canto popolare, che passa dal ritmo conviviale e umoristico del cacciatore, Lugazzadori, al pathos religioso dei Re Magi, li tre re, modulando nelle forme armoniche tra il diatonico gregoriano e il mozarabico melismatico. In questa campagna sassarese vediamo i 5 cantori del concordo a tavola e poi in primo piano, prima di dare saggio di alcune polifonie tradizionali. A preparare l'orecchio al canto che se ne sostanzia, ascoltiamo il dialetto sassarese, uno dei 5 dialetti che compongono la lingua sarda. Si sta recitando una gobbola, una filastrocca ricca di sottintesi ed illusioni salaci. Ora che lui va a mia voce, non li voglio assai, i suoi ci durai, lo fronte lo può che ossia, la sua bocca si innacossia, fino a toccare la cura mia, sono ricchia di utrea, vedo di chida di piazza, vendo con di atta, muzzichini di coniglio, anche di pedisò, il sagobola che cantemmo, lui sempre si aveva. Ora sentiremo un concordo umoristico conviviale, quello del cacciatore, notevole per le modulazioni e i trapassi armonici inconsueti nella pratica dei conservatori musicali. Lo Lugazzadori si chiama, lo Lugazzadori si chiama, cantora gran Questa è la fontana del Rosello, costruita sotto gli aragonesi e tutt'oggi simbolo scherzoso dell'antica città. A contrasto con questo canto umoristico del Lugazzadore sentiremo il modo religioso dei tre re. I tre re saviesi guai, vai via vera se la comprimare. Di Natali, di zero e di terra principale, di tutto il mondo capoluogo delle 3 Barbagie, è la provincia più forte e più primitiva dell'isola. Riprendendo il viaggio verso la nostra meta, Mamoiava e Orgosolo, ci viene incontro il paesaggio montano.
ecco il regno dei pastori, solitudine e silenzio. I boschi di lecci e di querce si sono diradati sui monti e questa visione rende il paesaggio più desolato ma anche più suggestivo. Qui parla alla mente e al cuore la madre terra come in un decaduto paradiso terrestre. L'aroma delle erbe selvatiche, il lento pascolar degli armenti, le voci delle sorgenti e degli uccelli, i canti della solitudine, il suono del vento sono come una musica sommessa in un mondo di poesia di cui le popolazioni vestono la vita ed i costumi con un sentimento che l'esperienza dei secoli ha reso prezioso. Musicalmente, mentre nel il concordo di Sassari, si riflette la morbidezza della natura calcarea, densa di pingui, uliveti e di orti gentili, e nelle voci, specie nella Mezzavozzi, si notano chiari l'accento chiesastico e il vibrato teatrale di una civiltà matura, penetrando invece nella regione granitica, aspra e boscosa delle Barbagie, troviamo con gli esempi del Su Ussertu, il concerto di Mamoiada, e del Su Tenore, il core di Orgosolo, il temperamento vocale melismatico e tagliente dei primitivi popoli, che potremmo dire autoctoni. Nel partimento vocale dell'Ussertu di Mamoiada prevalgono, dopo la stesura tonale accurata e nostalgica de Saoghe, il singolare rombo metallico e avviluppante del Subassu e gli scoppi orgiastici de Samesuoghe, la decima dell'accordo. Il modo di questa voce di notte, boghe e notte, è quello rapsodico, comune alle zone montane dell'isola nelle recitazioni delle canzoni, dove la cesura per il respiro del rapsodo è segnata dall'intervento delle tre voci d'armonia, bassu, contra e mesuoghe. Come nelle launeddas la canna del basso su tumbu, così tanto in Su Ussertu di Mamoiada quanto in Su Tenore di Orgosolo il basso rombante non consente mutamento di tonalità. Quella in La bemolle maggiore, questa in La maggiore. Ora sentiamo il concerto della Boghe e Notte, la voce di notte, dei 4 cantori di Mamoiada nella forma del recitativo rapsodico. Approfitta Sardegna come il sera si sersega e dormita ti schidare. Di Mamoiada, situato sull'altopiano della Barbagia di Ollolai, a 644 metri sul livello del mare, fra boschi di noci e castagni. E vi incontriamo i 4 cantori, che tra poco ascolteremo mentre intonano Boghe a Muttos. E te bello zone che fa gente su
Riprendiamo il viaggio. Arriviamo fra poco ad Orgosolo, paese pastorale a pochi chilometri da Mamoiada, a 591 metri sul livello del mare. 5.000 abitanti circa vi vivono chiusi nella vita aspra del tempo antico e nelle tradizioni del costume. La strada è sempre sorvegliata dai monumenti più antichi della storia del mondo, i nuraghes. Il paesaggio ai piedi dei monti d'Oliena e di Sopramonte si fa vastissimo e profondo ed assume aspetti tragici come in questo nudo calvario all'ingresso del paese. Ora sentiremo i quattro del Sudenore di Orgosolo che intonano il modo della voce assaseria. Le parole cantate dalla voce suonano come accorata deprecazione del paese che invano ha giurato sulla croce di cessare le offese sanguinose che gettano così tragica ombra sul nome di Orgosolo. E dopo chi ha giurato, vita mia, dai no a tornato a cominciare. Sardegna occidentale, a metà strada sulla via di Cagliari, alle foci del Tirso sorge la città di Oristano. Questo luogo, con le sue vestigia d'arte romanica e aragonese, dimostra di essere stato un centro di autentica e ormai millenaria civiltà. Questo
è Cabras, grosso villaggio che si distende a 9 chilometri da Oristano sull'orlo basso e sabbioso di un grande stagno che da Cabras prende il nome. Il bianco paese tutto sole a riflessi e colori d'Oriente, fra case bianche e basse di mattoni crudi e vigneti che producono un celebre vino, la vernaccia. La vita vi scorre tranquilla, quasi separata dal resto del mondo, memore d'antiche storie e leggende, come si conviene a una spiaggia aperta sul Mediterraneo che nel passato fu facile porta alle incursioni barbariche e piratesche. Così si spiegano costumi, mode e tipi che appartengono alla Spagna e attraverso il dominio secolare della Spagna all'Africa settentrionale. Ecco il grande stagno, ricchissimo di pesca, di cui vive questa antica stirpe di pescatori, i quali per secoli vinsero il flagello della malaria. Oggi Cabras aspira ormai ad una vita nuova e tuttavia è possibile cogliervi momenti ed aspetti caratteristici dei suoi antichi costumi. Entriamo nel paese e andiamo in cerca del suonatore di pipaiolo e tamburino, che è stato segnalato come l'ultimo del genere sopravvissuto all'avvento dei tempi nuovi. Dietro questa modesta casupola s'apre al sole il cortile del nostro suonatore Camed Antonio detto Pilloni. Sotto il pergolato si svolgeranno le prove di registrazione del suono, di cui solo una breve parte sarà riportata in questo film. Questi gli strumenti: il tamburino e il pipaiolo, che è un flauto a bocca zeppata di sambuco con 3 fori all'estremità inferiore, 2 anteriori e 1 posteriore. Ed ecco il nostro 73enne Pilloni. Questo pipaiolo del Pilloni è tagliato in sol e pratica una estensione di ottava, dal re al re 1, con intonazione malinconica che fa apparire in mi minore anche i modi in sol maggiore. Con questo complesso musicale importato attraverso la Spagna dai Mori, il Pillone esegue 3 modi tradizionali. Il passo de samissa, eccolo, in 6 ottavi segnati tutti e 8 ritmicamente dal battimento del maggiou, il mazzuolo, sul tamburino. Viene eseguito dinanzi al portone spalancato della chiesa, mentre vi si celebra la messa solenne e tace solo durante la predica. Notevole questa discriminazione rituale cattolica che ammette entro la chiesa le launedas e trattiene sulla porta il pifero e tamburino moresco. Le launedas hanno la natura dell'organo, strumento corale, baso della comunità cristiana, la ecclesia, mentre pifero e tamburino ricordano l'origine moresca infedele e però giova solo come strumento di richiamo, ma escluso dall'intima celebrazione del mistico sacrificio. Per un'altra ricerca etnofonica in situ non ci allontaniamo di molto dal paese orora visitato. Da Cabras a Santa Giusta, lungo le rive degli stagni, la distanza è poca. Questa è la terra antichissima, emersa quando le tiepide acque della Tirrenide sommersero il continente mesozoico. Colline calcaree, monti di granito, torrioni vulcanici,
altopiani di porfido trachitico formarono il massiccio Sardo Corso, prima ancora che sorgesse l'Appennino. La prima terra italica, dunque, abitata presumibilmente dall'uomo è questa, e qui il popolo protosardo, quando altrove la vita era soltanto vegetale, diede segno di vita civile. State dunque per leggere sulle pietre una delle prime pagine dell'incivilimento umano. I grossi macigni ne avvicinano alle megalitiche costruzioni dei nuraghi, tra i quali bene si intona l'organo della triplice tibia, le launeddas loro coetanee, singolare sopravvivenza di quella sorprendente civiltà di artisti e di guerrieri. Visitando a 1 chilometro da Basanta questo imponente nuraghe losa, sentiamo che il suono delle launeddas ne riaccende la vita, ne popolo e anima guardine e corridoi, la scala entro il muro e le celle con la volta ad anelli che rivelano la vigoria costruttiva dei sardi primitivi. Ma tu credi che le launeddas siano del tempo dei nuraghi? Indubbiamente, e lo prova l'originale bronzetto itifallico scoperto fra i nuraghi del Sassarese a Ittiri e attribuito dagli archeologi al VII-VIII secolo a.C., quando tra due modeste colline nasceva Roma. Io vedo in questa architettura protosarda, o più precisamente nuragica, la testimonianza di una civiltà di guerrieri e di architetti, ma soprattutto di matematici. La vita trascorre tranquilla e semplice come 1000 anni fa, ma questa apparizione improvvisa della cattedrale di Santa Giusta, gigante che vigila da 8 secoli la piana solitudine dell'Oristanese, testimonia una vita che sembra ferma e senza sviluppi. Più sorpresa è la mente che contempla questo capolavoro dell'architettura romanica del XII secolo sardo e che dal genio degli artefici locali e dalle pietre tagliate sul posto ha tratto profondo motivo di differirsi meravigliosamente dal romanico toscano e da quello lombardo. Santa Giusta d'Oristano, paese disteso in case basse e dominato da questa architettura. Entriamo nella casetta di Felicino Pili, il suonatore di launeddas, che fa anche a tempo perso il pescatore. La moglie gli porta lo straccasciu, l'astuccio, dove egli tiene le varie specie di launeddas che adesso monta, incominciando dal basso su tumbu in 2 canne, che è attaccata alla mancosa e con la destrina. Per il musicologo è interessante, anche per il fisiologo, la tecnica dello strumento, specialmente per i fiati, che domandano una continuità sorprendente. Il basso su tumbu deve mantenere un pedale indefinito per delle ore. Questo lo si ottiene con un addestramento speciale. Osservare come egli gonfi le gote, formandone in funzione di mantice come una boccia elastica, dalla quale spinge la sufficiente riserva d'aria nelle 2 canne e nello stesso tempo procede rapidamente a inalare una profonda nasata d'aria che provoca nell'inghiottimento un leggero singulto percettibile come un tonfo sordo nella registrazione fonografica.
cessa nel campidano il concordo armonico delle antichissime canne e lo riprendono nelle barbagie le voci umane dell'ussertu di Mamoiada e del tenore di Orgosolo, che si perfezionano in questa profonda, suggestiva polifonia religiosa della Gallura.